Più di 100.000 sono i profughi sbarcati sulle nostre coste dall'inizio dell'anno. Sono dati forniti dal Viminale, dove il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha dichiarato nel messaggio di Ferragosto che l'Italia si caratterizza per la gestione dell'operazione Mare Nostrum come il paese più ospitale del mondo. Un flusso continuo di disperati che non si è fermato nemmeno il 15 agosto, 992 migranti recuperati dalla Guardia Costiera al largo delle coste siciliane. Di questi 170 sono destinati al Veneto. Lo ha comunicato una nota della prefettura di Venezia, che ha il compito di coordinare la distribuzione delle persone nei vari centri di accoglienza allestiti in regione. I nuovi arrivati faranno prima scalo a Napoli e dal capoluogo partenopeo saranno smistati verso il Veneto. Il trasferimento avverrà per gradi, una parte giungerà nelle prossime ore, gli altri divisi in gruppi successivamente. Un passaggio graduale proprio per permettere la sistemazione dei nuovi profughi coordinata e gestita. Anche nelle carrette del mare intercettate nei giorni di festa, tante donne e bambini piccoli, persino dei neonati.